Ben ritrovati dalla redazione. Nell'interrogatorio hanno negato tutto sostenendo che mai e poi mai avrebbero fatto del male a dei profughi anche perché pure loro lo sono, ma la squadra mobile ha raccolto prove sufficienti per inchiodare i due pakistani arrestati tra domenica e lunedì. Sono il 26enne Muhammad Alem e il 22enne Muhammad Zaid, quest'ultimo già ai domiciliari per droga. La coppia di stranieri aveva rapito e sequestrato 3 giovani indiani arrivati a Trieste dalla rotta balcanica. I due li avevano picchiati, minacciati con i coltelli, nascosti in una stanza chiusa a chiave all'interno di un appartamento al primo piano di via della Fabbrica 4, piccola trasversale di via Sette Fontane, pretendendo dai familiari un riscatto di 15.000 euro per la loro liberazione. Prima l'incendio sul tetto, poi l'esplosione di una bombola di gas, sempre sul tetto, un botto forte, fortissimo, avvertito fino nella zona di Ponziana a Trieste e oltre, con i vigili del fuoco che hanno rischiato la vita. Emergenza nella palazzina al civico 3 di via Ricci, situata nei pressi dell'incrocio con via Colonia. Nessuna vittima, nessun ferito, fortunatamente, o forse per miracolo, perché la bombola è deflagrata proprio quando i pompieri si trovavano in cima sul tetto per domare il rogo, erano a pochi metri di distanza. Mettendo a disposizione 97 nuovi stalli in superficie a rotazione per automobili e 22 per motocicli, da mercoledì è diventato ufficialmente operativo il park Via Gioia nell'area tra il Silos e i binari della stazione ferroviaria. La nuova soluzione per chi cerca parcheggio in centro città è frutto di un investimento della PVV Parking, sorella della PVV Investment, la società che fa capo agli imprenditori austriaci Ivan Höller e Michael Miederdorfer, e con un complesso intervento sta ridando vita anche all'ex palazzo compartimentale di piazza Vittorio Veneto. Con una riflessione del cardinale Gianfranco Ravasi sul tema In principio, creazione ed ecologia, è stata inaugurata la 25esima edizione di Pordenone Legge, festa del libro e della libertà. Fino a domenica, in arrivo altre 600 autrici e autori italiani internazionali, protagonisti di 334 eventi in 43 sedi tra Pordenone e il Friuli Venezia Giulia, con 60 anteprime editoriali riservate alla rassegna. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo in genere nuvoloso, possibile qualche breve e debole pioggia nelle ore centrali della giornata, in montagna e sulla fascia orientale, bora sostenuta sulla costa, con raffiche anche forti sul Carso a Trieste in quota, vento moderato sostenuto da nord-est. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 11 e 15, le massime fra 22 e 25 gradi, sulla costa minime fra 16 e 18, le massime fra 21 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.